hanno presentato una piattaforma agli agricoltori pensionati della CIA ai rappresentanti del Parlamento incontrati in 4 diverse province, Vicenza, Treviso, Venezia e da ultimo Padova. Un confronto partito da una richiesta a portare le pensioni minime da 600 a 780 euro al mese. Sono pensioni che secondo noi sono poco dignitose, la povertà sta crescendo e quindi riteniamo che questa sia una delle nostre battaglie da fare in modo che il governo possa aumentare le pensioni almeno a 780 euro. In provincia di Padova sono 54.000 i pensionati che vivono con un assegno inferiore a questa cifra, 3 pensionati su 10, un confronto che gli agricoltori dell'ANPCIA hanno allargato a temi fondamentali come la sanità e l'invecchiamento attivo. Stiamo chiedendo che a livello nazionale venga approvata la legge quadro sull'invecchiamento attivo, perché vogliamo che queste persone escano da casa, fare in modo di dare quello che possono, perché c'è bisogno di volontariato, c'è bisogno di aiutare anche le istituzioni. Fondamentale il confronto per i parlamentari presenti dal sottosegretario Massimo Bitonci, la rassicurazione di un intervento per calmierare i prezzi. C'è l'impegno da parte chiaramente della politica di ascolto, riannodare i nodi che negli ultimi anni si sono allargati. Quello che oggi chiede la CIA è che il welfare non sia visto come un costo, ma che sia visto come un investimento dove le persone non devono essere nel bisogno, non devono essere in una condizione di povertà,